contributo di questi 3 giorni di Welfare Day è stato sia sulla dimensione della persona e in particolare del rapporto tra lavoratore e impresa all'interno di un dialogo legato al welfare aziendale, con una maggiore intensità di consapevolezza sulla necessità di mantenere vivo questo rapporto all'interno dell'attuale normativa, andando a semplificare la normativa e a favorire tutte le forme di soluzione dei nuovi problemi che vengono posti dalla transizione che in questo momento stiamo vivendo. Questo è sul versante persona e impresa. Sul versante invece sistemico è fondamentale, io credo, avere presente l'importanza della presenza delle risorse economiche, dei fondi complementari, della previdenza complementare sia pensionistica che sanitaria, proprio come potenzialità di investimento nell'economia reale. Questi sono i 2 elementi con cui noi lasciamo questi 3 giorni importanti per Veneto Welfare.